parte la 10ª edizione di Sicilia in Bolle, una edizione notevolmente arricchita nel programma con varie location di grande livello, tra cui la Valle dei Templi. Parliamone? Sì, cominciamo domani 29 con le prime 2 masterclass in programma per questo inizio di manifestazione al Casa Diodoros, proprio nel Parco della Valle dei Templi, e diciamo che da lì poi proseguirà questa 3 giorni di manifestazione fino a lunedì, dove sempre al Madison sulla Scala dei Turchi concluderemo con i banchi d'assaggio di ben quest'anno 57 aziende siciliane più altre 6 nazionali che saranno presenti con i loro spumanti di altissima qualità. In questi 10 anni infatti AIS ha potuto notare come la crescita della spumantistica siciliana sia notevolmente aumentata non solo nella quantità ma anche nella qualità. Quest'anno, in collaborazione con IRVO, che sta facendo uno studio sulle potenzialità delle uve Cataratto in Sicilia nella spumantizzazione, abbiamo quindi in programma sia la masterclass, che è la seconda di domani pomeriggio, sui vini di uve Cataratto delle varie aziende dei vari areali siciliani, sia il convegno che si terrà lunedì pomeriggio sempre al Madison dalle 18 insieme ad IRVO, che ci farà degustare 3 spumanti della loro cantina sperimentale. Questo diciamo un po' il mood di questi 10 anni, ma non sono le uniche novità. Quest'anno la grande novità è il concorso enologico. Il premio Alberto Gino Grillo si forgia attraverso un concorso. Il lunedì mattina i degustatori ufficiali di delegazione AIS Agrigento Caltanissetta, insieme a un gruppo di ristoratori, un gruppo di giornalisti e ad alcuni degustatori e relatori AIS nazionali, si riuniranno in conclave, diciamo così, per poter decidere quali saranno le migliori bollicine in diverse categorie e anche in diversi modi di premiare. Quindi tutto da scoprire. Il pomeriggio, alla fine del convegno, verranno premiate le aziende che saranno risultate le migliori con le loro bollicine. Quest'anno abbiamo un ospite d'eccezione che è Federico 40 e che ci accompagnerà appunto durante il convegno e farà parte anche della giuria tecnica dei giornalisti per quanto riguarda il premio Alberto Gino Grillo. Un'altra grande novità: insieme alle cantine Colomba Bianca abbiamo istituito il premio Memorial Marisaleo da assegnare al vincitore del Mixology Contest Fuori le Bolle, che si terrà sempre lunedì mattina, aperto al pubblico, sempre al Madison. La cena di gala invece ci attende domenica 30, sempre a Casa Diodoros alla Valle dei Templi. Lo chef ospite quest'anno non è niente di meno che Tony Lococo dei Pupi di Bagheria, insieme a Salvatore Gambuzza, che ci accompagna ormai da diversi anni. Faranno una cena a 4 mani, un menù studiato apposta per questi 10 anni di Sicilia in Bolle. Un invito a partecipare a questo evento? Sì, un invito a partecipare. Noi siamo su www.siciliainbolle.it con tutte le informazioni. C'è ancora qualche posto in alcune delle masterclass, alcune sono andate esaurite. La cena di gala, ahimè, è andata esaurita in meno di 24 ore. Potete trovare però sia i biglietti online che sul posto, quindi potete presentarvi al Madison dalle 19 in poi lunedì sera, pagare ed entrare per poter degustare oltre 57 cantine siciliane più le cantine nazionali, tanto cibo proprio del Madison, che è sempre di alta qualità, e qualche sorpresa musicale che vi attende. Va bene?